Eccoci insieme, cari telespettatori, nello spazio rinnovato dello Speech CGIL per aggiornarvi su diverse situazioni molto importanti. Questa volta parleremo di fisco e welfare. Ai noi, perché ci sono dei pro e dei contro da valutare con grande attenzione, lo facciamo con un'esperta, quindi ben arrivata. Ci fa piacere qui farvi conoscere Nadia Carniato della segreteria dello Speech CGIL del Veneto. Grazie. Grazie di essere qui. Allora, il tema è spinoso tutto sommato. Per introdurre, per capire da che situazione si parte e quindi quali sono un po' le dinamiche, io direi di sentire una delle interviste che sono state fatte, quindi vediamo la prima che parla del potere d'acquisto dei pensionati, che non c'è tanto da ridere. Vediamolo insieme. Allora, una delle richieste che i pensionati fanno alla politica è proprio per poter avere più potere d'acquisto, e in questo caso si parla solo di un aumento delle pensioni, perché purtroppo o il pensionato fa un acquisto e si fa di tutto, oppure pensa di curarsi. Non si possono fare tutte le spese. Tanti pensionati si affidano anche ai figli, hanno bisogno dei figli, come i figli hanno bisogno dei genitori, in questo caso dei nonni, e che sono i pensionati. Sul pensionato si gira tante cose, si gira famiglia, sanità, proprio il pensionato è un fulcro. Un fulcro, è vero, e tra l'altro se questo fulcro non funziona ma grava sui figli, sulla famiglia eccetera, perché non ha una pensione sufficiente, se poi diventa non autosufficiente diventa un vortice, una voragine, vero? Assolutamente sì. E allora? La nostra pensionata ha dimostrato quali sono le necessità appunto del momento storico, di questo momento, cioè il fatto di chiedere una rivalutazione, un maggiore potere d'acquisto per le nostre pensioni. Lei ha fatto un esempio emblematico: essere il fulcro della famiglia vuol dire ancora una volta, quando siamo anziani, provvedere a quello che può essere anche alle giovani generazioni. Ma non è semplicemente questo, non è semplicemente il potere di acquisto, è proprio la grande tassazione che c'è anche all'interno delle pensioni, delle nostre pensioni. Vediamo la prima slide, perché ci fa capire di che tassazione stiamo parlando. Ecco qui, quella richiesta dei pensionati sono tutte quelle di cui parleremo. Vediamo la slide successiva. Perché a parità di reddito il pensionato paga più tasse del dipendente. Certo, questa è una delle questioni, nel senso che noi sappiamo che la tassazione, l'IRPEF in base alla legge di stabilità del 2021 per il 2022 ha dato diminuzione rispetto agli scaglioni fiscali, quindi da 5 scaglioni siamo passati a 4 scaglioni. Questo però non è sufficiente, perché quello che incide in maniera particolare è la parte della zona dove non si pagano tasse, e anche in particolare tutto il processo delle detrazioni. Se vengono aumentate le detrazioni, che sono degli sconti in qualche modo fiscali rispetto all'IRPEF, in questo caso si ha maggior beneficio. Allora, quello che noi chiediamo effettivamente è che ci sia una fiscalità che sia paritaria a quella anche del reddito da dipendenti, e questo esempio lo dimostra molto bene, perché un reddito di 1.254 euro, se paragonato diciamo così a un lavoratore dipendente, 795 euro annua di IRPEF, mentre per quanto riguarda un pensionato 2.323. Questo deriva appunto dalle aliquote che abbiamo visto prima, ma anche dalle detrazioni, che sono completamente differenti tra dipendenti e naturalmente pensionati. Allora, questa è una delle questioni che noi chiediamo che venga riformata, ma anche naturalmente allargare quello che può essere la 14ª, il fatto che la 14ª possa essere come dire, aumentata, ma anche allargata la soglia di persone, di pensionati che possono accedere a questa possibilità. E quindi,
il fisco incasserebbe circa 11,9 miliardi di euro in meno. E certo, allora, e questa è l'obiezione che pone la politica, naturalmente. Ma lo pone la politica, ma in qualche modo è questo che noi chiediamo, una vera riforma fiscale che guardi a 360 gradi quello che può essere un welfare pubblico, e quindi delle risorse, dove trovare le risorse per il finanziamento del welfare pubblico e dove naturalmente cercare di agevolare dipendenti e pensionati che dal pagamento delle tasse non scappano assolutamente. Questo è chiaro. Il problema invece dell'elusione fiscale, del nero in qualche modo, sono delle situazioni che ancora qui in Veneto ci sono, e conseguentemente sono delle questioni che dobbiamo affrontare a 360 gradi, ecco, assolutamente sì. Sono un problema nazionale che si perpetua nei secoli dei secoli. Ma vediamoci un'altra proposta a questo proposito, di riforma fiscale. Si è parlato di flat tax. Sì. Ma forse non si è compreso bene di che cosa si tratta. Io direi, eccola qua, abbiamo la slide che ci fa comprendere un attimo. Dopo vediamo anche il parere dei pensionati, perché c'è anche un'intervista interessante. Allora, anzi, facciamo così. Prima vediamo l'intervista. Sì. Allora, chiedo alla regia se ci fa vedere l'intervista sulla flat tax e dopo analizziamo la slide, perché questa semplifica un po' tutta la spiegazione per comprendere di che cosa stiamo parlando. Vediamolo insieme. La mia posizione è di grande indignazione, perché è una proposta che va contro la Costituzione, contro la progressività prevista nella nostra Costituzione, ed è una tassa che va a sfavore dei più poveri, perché chi avrebbe grandi vantaggi sono appunto chi ha redditi molto alti. E sono anche stupefatto che in questa campagna elettorale si discuta malamente di questa tassa, e anzi addirittura che trovi un consenso proprio fra coloro che saranno colpiti da questa imposizione. Io, che ho una pensione poco superiore alla media, potrei avere al massimo come guadagno 200 o 300 euro all'anno, no? 200-300 euro all'anno contro 10 milioni di una persona ricchissima. È chiaro che la conseguenza della flat tax sono meno entrate, e quindi ci saranno tagli nella sanità, nell'istruzione, nell'assistenza, e quindi dovremo difenderci dalla privatizzazione dei servizi che ne conseguirà. Quindi il guadagno sarà ridicolo rispetto alla spesa magari di migliaia di euro che ognuno di noi deve fare per assicurarsi un'anzianità adeguata. Questa è la preoccupazione quindi dei pensionati, che poi ci possono essere dei tagli trasversali che colpiscono tutti, e poi si parla di lesione della progressività. Come la vedete? Che cos'è questa flat tax? Torniamo sulla slide. Allora, questa è una delle questioni che sentiamo da diverso tempo, perché la flat tax è una delle proposte che vengono fatte da diversi anni, però anche oggi in campagna elettorale è una delle proposte che viene fatta soprattutto dalla destra, dagli schieramenti di destra. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la tassa cosiddetta piatta, dove al posto di avere tutto un insieme di progressività di aliquote fiscali come abbiamo in questo momento a partire dal 23%, 25% e crescente, ne abbiamo semplicemente due. Oggi la proposta, o meglio quello che aleggia, perché anche tra i vari schieramenti ci sono proposte diverse, perché tutti si rendono conto che applicando una flat tax molto probabilmente le risorse, le entrate, cioè quello il ragionamento che facevamo prima, gli 11 miliardi, difficilmente entrano. Per quale motivo? Perché si va ad agevolare in maniera particolare le persone che hanno redditi più alti, quindi non stiamo parlando assolutamente né di pensionati né di lavoratori dipendenti. La flat tax poi non è, come dire, equa. Perché? Perché non è che la progressività sia data semplicemente da due aliquote, ma dentro il sistema delle detrazioni e delle deduzioni la flat tax non li contiene. Conseguentemente questo è il sistema progressivo che è stato studiato nel tempo, perché quindi insomma le famose sistema, detrazioni di cui esatto, parlavamo prima sono non agevolazioni rispetto, diciamo, al carico dell'IRPEF. Nella flat tax non ci sono. Sarebbe interessante far vedere effettivamente o fare una sperimentazione su come, dire, su come incide, o meglio abbiamo anche la slide, esatto, vediamo gli effetti, la slide di come la slide incide, successiva, eccola qua, gli effetti della flat tax al 23%. Al 23%, perché appunto
appunto questa, diciamo, è la sperimentazione, cioè, è l'idea che c'è in questo momento, ma ripeto, gli schieramenti non sono molto chiari. La riduzione del gettito fiscale sarebbe circa di 27 miliardi, con un 42% a beneficio del 10% appunto dei contribuenti, quelli più ricchi. Questo però cosa comporta? Comporta che 7 miliardi ne avremmo in meno per quanto riguarda grosso modo la previdenza e il welfare, che sono punti fondamentali, sono delle richieste principali per quanto riguarda appunto i nostri pensionati, le richieste che fanno la politica, ma anche avremo delle riduzioni rispetto alla sanità pubblica. Pensiamo semplicemente alla grande richiesta che noi come SPI e come pensionati facciamo, che è proprio quella, una legge sulla non autosufficienza, sì. E naturalmente anche sull'istruzione, 2,7 miliardi in meno. Questa è una proiezione. Allora, semplicemente da queste tre da queste tre cifre che sono molto importanti, vediamo il futuro dell'Italia, vediamo il futuro del Paese. Per questo noi diciamo che una vera riforma fiscale c'è bisogno, non c'è bisogno di bonus, diciamo così, elargiti a pioggia, ma c'è bisogno di una riforma fiscale che vada effettivamente a valutare la progressività, cioè paga chi più ha in qualche modo, e naturalmente ci sia un personale riguardo rispetto ai pensionati, che sono coloro che fino adesso hanno pagato interamente e continuano a pagare. Anzi, posso dire una cosa, sì, rispetto a quello che sta succedendo in questo momento, in questo periodo, proprio l'enorme inflazione che abbiamo in atto, che sta erodendo il potere di acquisto dei pensionati e non solo, esatto, naturalmente, è un esempio del grande lavoro che invece la politica deve fare per contrastare questa erosione. Ci sono veramente famiglie che si stanno impoverendo e naturalmente i pensionati. Diceva prima la lotta all'evasione fiscale, sì, un altro aspetto su cui puntate, in cui si potrebbero recuperare si potrebbero, perché io dico sempre sì, con grande teoria. Vediamo anche la slide successiva che fa un po' un quadro relativamente a questi aspetti, perché in Italia, qui vediamo prima, oltre 100 miliardi di evasione fiscale più o meno, sì, con 50-60 miliardi dispersi in corruzione, e lì secondo me non ci si può fare niente. Fonte CGA invece in Veneto, aggiornata ad aprile 2022 più o meno, abbiamo 8,6 miliardi di redditi non dichiarati e non tassati. Insomma, sono numeri importanti, 12,90 euro ogni 100 sono sfuggiti allo Stato, 11,2% di economia non osservata, sommersa o illegale. In Italia siamo al 13,1%. Certo. Sono dati da spavento a mio avviso, cioè nel senso che già da qua vediamo una vera manovra economica, ecco, la dico così, perché solo e semplicemente con queste cifre potremo finanziare una sanità pubblica che è un po' il punto dolente in questo momento anche rispetto alla questione degli anziani, e potremo non dare semplicemente anche un welfare anche ai giovani, a tutte le famiglie, quindi servizi per l'infanzia, servizi per i giovani, garantire anche un lavoro sicuro in qualche modo, quindi impegnarci veramente per un futuro migliore e una generazione meno povera, perché questa è l'altra questione. Esatto, prima di parlare dei giovani, sì, parliamo dell'aspetto che lei ha detto della sanità, sì, sanità pubblica, che preoccupa. L'abbiamo visto nell'intervista del pensionato, quindi se dopo tutto si privatizza, ricorrere ai propri soldi per poter far fronte alla sanità diventa insostenibile. Sentiamo un'altra intervista a questo riguardo. Allora, la richiesta secondo me rispetto alla sanità è quello di avere la possibilità di accedere a una sanità pubblica che tenga conto delle persone fragili, certamente, quindi con facilità di accesso e magari servizi gratuiti, e rispetto anche dei tempi, perché se io ho un problema adesso non me lo possono risolvere fra 8 mesi, come spesso accade quando si va a prenotare una visita. E rispetto alla non autosufficienza, un problema che io vedo è che è vero che le nostre famiglie sono in grado di supportare, sono in grado di sostenere veramente impegni molto gravosi, però non trovo corretto continuare a far di conto sulla famiglia, cioè
bisognerebbe supportare la famiglia, magari che ne so, facendo più attenzione all'evasione fiscale e quindi cercare di recuperare risorse da quell'ambito e quindi supportare maggiormente le famiglie. Allora, maggiore supporto alle famiglie è un dato di fatto, non era dato per scontato, perché tutto, secondo me, cambia in proporzione al passare dei tempi. Se adesso abbiamo la vita che si allunga, l'aspettativa di vita, certo, che per fortuna incrociamo le dita che possa continuare così, se c'è la possibilità di farlo in condizioni decenti, anche economicamente e in salute, qualcuno si deve prendere anche la briga. Ma io facevo la battuta fuori onda, dicevo, se una persona va in pensione, ha 67 anni e si trova il genitore di 95 da accudire, mi sa che diventa una gogna. Cioè, con tutto il bene che puoi volere, però fisicamente uno dice vado in pensione, ho i figli che sono appena cresciuti, mi trovo a dover accudire per almeno 10 anni fino a 105 proiezioni di vita la persona anziana. È un po' pesantino. No, è un problema, ma questo è il problema sociale al quale dobbiamo veramente dare risposta, e do alcuni numeri perché innanzitutto, come diceva prima bene lei, la demografia sta cambiando, quindi si sta innalzando l'età, diciamo, di vecchiaia rispetto ai giovani. Dico semplicemente due dati, che se nel 1982 l'indice era 62,1%, siamo arrivati nel 2021 a 183,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la proporzione tra persone giovani, 14 anni, rispetto agli anziani, naturalmente sta aumentando in maniera drastica. Conseguentemente queste sono le previsioni fino adesso, ma saranno maggiori, perché questo dell'invecchiamento è una delle questioni in atto proprio ora. L'altra questione è proprio quello che si dice la inabilità, cioè il fatto che abbiamo bisogno proprio di una legge che ci dia qualcosa per dei servizi, dei mezzi per la non autosufficienza, per garantire la dignità sia della persona che è malata, della persona che in qualche modo non ha più le forze, ma soprattutto anche la famiglia che invece deve assistere. Le do alcuni dati perché qui in Veneto, alcune fonti appunto che abbiamo una popolazione di 4.800.000, gli over 65 sono 1.154.000, insomma parliamo di numeri importanti. I non autosufficienti sono circa 180.000. Ora, di fronte a questi numeri non è che possiamo far finta di nulla, di fronte a questi numeri, soprattutto qua in Veneto, abbiamo la necessità di avere delle risposte. Per questo i pensionati, noi dello SPCGL chiediamo una legge sulla non autosufficienza che dia urgentemente, ma veramente molto urgente. È da un po' di tempo che la chiedete. E soprattutto perché l'altro problema molto grande è quello delle RSA, delle strutture in qualche modo che hanno difficoltà nel ricevere appunto gli anziani, e comunque di garantire un invecchiamento anche, come dire, attivo e dignitoso, perché se non è l'invecchiamento di 15 anni fa, di 10 anni fa, è l'invecchiamento fatto adesso e domani anche, perché la si guarda sempre il momento, no? No, dobbiamo guardare anche oltre, dobbiamo guardare anche oltre e garantire un invecchiamento attivo e quindi creare servizi attraverso le risorse che possono venire sia alla lotta all'evasione fiscale, sia naturalmente anche a una modifica globale sul fisco, di leggi che possono essere a favore appunto di servizi per la società e per gli anziani. Un altro aspetto che a voi sta sempre a cuore, perché non c'è conflitto generazionale che tanti sostengono, è il lavoro per i giovani. Più giovani lavorano, più ci sono giovani, più c'è possibilità di pagare le pensioni. Vediamo l'intervista. Io sono preoccupata per i miei figli perché lavorano tutti e tre, però io penso per l'avvenire, perché questi hanno avuto lavori, come dire, non continuativi. Che pensioni avranno questi giovani domani? Cioè sarà una società di poveri praticamente. Io, facendo una battuta con mio figlio, ho detto, beh, senti, ti prometto che vivrò fino a 100 anni, così ti do una mano. Ma non è solo un problema loro che è molto importante, è un problema anche nostro, perché se non ci sono i giovani che lavorano,
Chi è che ci paga le pensioni? È secondo me un problema veramente serio che deve essere affrontato adesso, non puoi farlo oggi per domani, lo devi pensare adesso per il 2040, 2050, 2060. Bisogna farlo adesso per pensare al futuro. Vediamo la slide, lavoro stabile, equamente retribuito per i giovani, questo chiedono i pensionati alla politica, quindi passare da situazioni D a situazioni D. Allora, quello che sta accadendo in questo momento è proprio che i giovani hanno una possibilità, insomma, di entrare nel mondo del lavoro in tarda età, cioè dai 25 anni, quando hanno terminato, come dire, il loro percorso di studio, perché fortunatamente c'è un'istruzione più elevata. Però quello che si presenta davanti ai giovani non è un mondo del lavoro, come dire, stabile, anzi lavoro nero, precariato, la gig economy, dove abbiamo più che altro dei lavoratori che sono a chiamata, flessibili, che devono essere a disposizione delle aziende, ma anche contratti a termine che non danno quella stabilità, diciamo, economica, ma soprattutto di contribuzione. Qual è il problema? Il problema vero è garantire un sistema che dia, alimenti i contributi all'interno del sistema INPS, affinché poi questa ricchezza possa trasformarsi in pensione negli anni futuri. Non è tanto il pagamento delle pensioni attuali, perché quelle future, assolutamente. È assolutamente le pensioni future. E quindi dal lavoro nero, precariato, contratti a termine, stage non retribuiti, stipendi bassi, passare a situazione che si rischia di finire in mancata autonomia economica, in una crescita professionale discontinua, un dato di fatto, pensioni in età molto avanzata e soprattutto pensione bassa. Allora, e quindi avremo una società povera, e questa è la quello situazione. Che diceva appunto la pensionata. Queste sono le richieste, grazie mille, perché il tempo a disposizione è finito, però dovremo parlarne naturalmente ancora. Grazie a Nadia Carniato della segreteria regionale dello SPCGIL, nostra ospite, grazie allo SPCGIL di averci dedicato questa importante parentesi comprensiva, affronta più questioni, tutte, ciascuno meritano degli approfondimenti che poi noi faremo nello spazio in diretta del venerdì. Io vi ringrazio ancora, lascio voi telespettatori alla pubblicità, dopo la pubblicità ritorniamo in studio con le nostre interviste naturalmente del martedì sera. Grazie.